L'audizione oggi dell'ingegner Linetti, provveditore interregionale dei lavori pubblici, ci ha dato la conferma, prima di tutto, che il MOSE verrà consegnato il 30 giugno 2018. Ci sono i soldi, ci sono i finanziamenti, quindi questa straordinaria opera vedrà nel corso del 2018 il suo pieno funzionamento. È un intervento importante, è stato oggetto di tantissime critiche, di tantissime preoccupazioni, purtroppo anche di vicende giudiziarie, ma oggi credo che il MOSE e la sua percezione debba cambiare passo. È un'opera straordinaria dal punto di vista ingegneristico, sarà un fiore all'occhiello della capacità realizzativa da parte dei veneti che lo hanno costruito e quindi quando andrà a regime sarà la dimostrazione di cosa può fare questo territorio. Credo che da questo punto di vista sia arrivato il momento anche di pensare al dopo la realizzazione, quindi a quella che è la manutenzione, la gestione, e oggi la proposta di iniziare concretamente a pensare e a riflettere che la politica nazionale e regionale inizi a pensare alla costituzione di una società mista pubblico-privato per la futura gestione e manutenzione del MOSE è credo una priorità che la politica regionale dovrà nel corso dei prossimi mesi affrontare. Oggi abbiamo sentito in seconda commissione, dietro nostra richiesta, il provveditore alle opere pubbliche, l'ingegner Linetti, per quanto riguarda il progetto del MOSE. Le nostre interrogazioni sollevavano questioni come gli incidenti ai cassoni, il problema della corrosione delle cerniere e l'abbassamento dei fondali causato da queste opere e registrato dal CNR. Ci è stato risposto che per quanto riguarda gli incidenti ai cassoni è fisiologico perché ci sono ben 400 cantieri, però per quanto riguarda le cerniere ci è stato detto che verranno sostituite le vecchie cerniere, gli steli, e i nuovi steli verranno fatti in materiale super duplex, quindi è la prova che il materiale utilizzato finora era un materiale sbagliato che si corrodeva. Certo che questi esperimenti non devono essere fatti a carico del contribuente perché sicuramente avremo dei costi aggiuntivi. Ma le cose che più ci hanno inquietato è il fatto, primo, che non sappiamo quanto costerà ai cittadini la manutenzione annuale di quest'opera, si parla dai 50 ai 100 milioni di euro l'anno, e seconda cosa, a 2 anni dal termine dei lavori non sappiamo ancora a chi verrà consegnato questo progetto, ovvero chi gestirà questa importante opera unica al mondo.